Parliamo dell'avvertenza IAB, 103 lavoratori, da un giorno all'altro l'azienda decide di delocalizzare, di andarsene nel bolognese e ovviamente loro sono in uno stato di agitazione all'esterno della fabbrica da giorni a presidiarla. Una vertenza che adesso ha raggiunto il suo culmine con l'occupazione appunto della struttura, ma che in realtà va avanti, ve ne abbiamo parlato già da mesi, da luglio scorso mi pare di ricordare. In questi mesi anche la task force della regione Puglia si è mossa per cercare insomma di risolvere, trovare una soluzione alla vicenda. Cosa è stato fatto? Cosa è stato tentato? Ne parliamo con Cosimo Borraccino, consigliere del presidente Michele Emiliano, presidente della giunta regionale Michele Emiliano. Buongiorno Borraccino. Buongiorno. Allora, Borraccino, la task force della regione, un tentativo, una strada, più di una probabilmente, ha cercato di intraprenderla, ma non c'è stato alcun dialogo. Beh, hanno chiuso tutte le porte. Come regione ci eravamo già interessati nei mesi scorsi. La settimana scorsa c'è stata una riunione molto importante dove attraverso il presidente Leo Caroli della task force regionale per l'occupazione abbiamo provato a dare una serie di incentivi all'impresa, ma non c'è stato assolutamente nulla da fare. Tenendo presente che la vicenda dei 103 lavoratori giunge al culmine già di una regia che loro avevano messo in campo dall'inizio dell'anno, perché ricordo a tutti che c'erano già oltre 70 lavoratori somministrati che prestavano servizio da tantissimi anni con forme contrattuali diciamo abbastanza capestro, dove venivano assunti poi licenziati attraverso le agenzie di lavoro interinali. C'erano lavoratori che sono stati lì a lavorare per molti anni, che già verso gennaio, febbraio, marzo di quest'anno sono stati licenziati. E adesso si giunge al culmine con il licenziamento collettivo di questi 103 lavoratori, che inibirà anche la possibilità di essere messi in cassa integrazione. Una decisione assurda di questa azienda. E la cosa ancora più vergognosa, mi permetto di dire, che mentre i lavoratori avantieri occupavano, facevano il presidio permanente all'interno dell'azienda, a Bologna, nell'altra sede della società, praticamente i manager di questa azienda che costruisce gru facevano far visita ad imprenditori nuovi che volevano acquistare questa società. Quindi da un lato si mostra il volto buono, quello della sede di Bologna, nascondendo invece quello che accade a Taranto, dove dopo alcuni decenni si decide Borraccino, così, alla luce una motivazione, la chiusura di questa società. Borraccino, alla luce di quello che ci ha appena detto, lei ritiene che non ci possa essere una soluzione positiva per questi lavoratori? State continuando a lavorare perché ci sia, o ritenete insomma che ormai sia tutto inutile? Stiamo continuando a lavorare affinché ci sia, a partire dal presidente Emiliano, che è impegnato personalmente su questa vicenda, oltre al presidente della task force regionale per l'occupazione. Questo da un punto di vista strettamente istituzionale. Da un punto di vista politico, perché io non sono soltanto il consigliere del Presidente della Regione Puglia, ma sono anche un dirigente del Partito Democratico, devo dire che il nostro partito si è già attivato attraverso un'interrogazione urgente dell'onorevole Ubaldo Pagano. Stiamo provando a portare la stessa mozione in Consiglio regionale e in Consiglio provinciale, oltre ad una serie di convocazioni che sono state fatte o si stanno facendo in alcuni consigli comunali dove insistono molti lavoratori, penso a Montegliasi, penso a Crispiano, oltre che a Stat, per alzare il livello mediatico. E quindi io vi ringrazio per questo approfondimento anche che state facendo oggi, perché ci sono tante crisi al Ministero del Lavoro a Roma, e bisogna alzare il livello della comunicazione, bisogna far capire che questa non è una delle tante crisi, è una crisi che insiste a Taranto, un territorio già particolarmente martoriato. Borraccino, mi perdoni se la interrompo. 170 lavoratori in meno dal tessuto produttivo incidono notevolmente, sul perché tessuto. non sono 103 quelli diretti, ma ci sono anche gli altri. Indiretti di cui parlavamo. Borraccino, mi sente?
forte e chiaro. Ecco, volevo chiederle una cosa, veramente in un minuto perché dobbiamo chiudere. Lei prima ha detto che questi lavoratori potrebbero anche non aver diritto alla cassa integrazione. Come faranno? Che succederà adesso? E faranno che eventualmente potranno percepire soltanto l'indennità di disoccupazione, che adesso viene chiamata NASPI, che dal quarto mese dà diritto al 70% della loro retribuzione media, che a partire dal quarto mese ogni mese subirà un taglio del 3%, come prevede l'ammortizzatore della NASPI, che vale per tutti quanti, mentre qualcosa di più serio, che è quella della cassa integrazione, che ti preserva maggiormente, per questa decisione unilaterale presa dalla società purtroppo non sarà possibile percepirla, se le cose resteranno. Noi ovviamente come Regione ritorneremo di nuovo ad occuparci ufficialmente e formalmente di questa vicenda, nella speranza che la società, anche alla luce appunto di un movimento che viene dal basso, da parte anche e soprattutto faccia qualcosa, insomma. Grazie. Ci aspettiamo anche, chiudo, che i parlamentari del centrodestra, che sono forza di governo, possano alzare la voce e presentare anche loro delle interrogazioni